Da qualche tempo dormo soltanto e in sogno vengo trasportata da una realtà all'altra. Mi ritrovo ad essere appena tornata libera e subito dopo venire riportata in quelle celle che puzzano di sangue e di morte. Sogno di alcuni momenti della mia vita al tempo della libertà e al mio risveglio poi mi dico: che fortuna essere qui. L'altra sera ho sognato che ero a casa mia e mi picchiavano. Così, senza ragione. Come sempre facevano, senza ragione. Mio fratello mi tirava i capelli e mi colpiva così forte da farmi perdere i sensi. E questa era la mia quotidianità negli anni dell'adolescenza e della giovinezza. Venire continuamente torturata dai membri della mia famiglia perché cambiavo colore di capelli, perché scendevo in strada senza permesso. Mi sono svegliata di soprassalto e ho pensato: Sepideh, almeno qui le cose non raggiungono quei livelli. Questi che ti picchiano sono tuoi nemici. E poi mi sono detta: che fortuna ho ad avere una cella tutta per me. Qui ho una cella. A casa mia non avevo neanche quella. Una sera poi mi portano nella cella di Macchiè, è quasi ora di cena, e il carceriere alza il volume della radio e nel corridoio della morte risuona una musica. Ogni suono che non sia quello della tortura ci dà l'impressione di essere gradevole. Abbiamo fame, stiamo morendo di fame. Ma non sono il cibo e l'acqua a poterci salvare, e neanche la mancanza di cibo e di acqua a squagliare la carne dei nostri corpi. No, sono i suoni. Il suono delle ossa spezzate dei giovani, questo ha effetto su di noi, questo ci fa avvizzire. Noi della cella 22, del centro di detenzione e dei servizi segreti, siamo affamate di qualsiasi cosa che non abbia il suono della tortura. Trasmettono musica araba. Ma chi mi dice: questa è quella che chiamano Asin, triste, e si mette a piangere. Gli occhi di Macchiè sono del colore del miele biondo e il suo seno destro è bruciato. Una volta ho sentito la voce dell'interrogatore dirle: noi veniamo a sapere sempre tutto. Ad esempio, sappiamo anche com'è bruciato il tuo seno. E poi dopo è arrivato il suono di un singhiozzo di pianto. Con me non parlano mai in questo modo, forse perché sono una donna di città, o forse anche perché non sono araba. E poi mi stendo e appoggio la testa in grembo a Macchiè. Da quando sono qui ho capito che agli arabi non è concesso leggere il Corano. Possono unicamente leggere il Nahal Jalbalaga. E per rafforzare il mio legame con Macchiè le chiedo: Macchiè, reciteresti la Surat al-Balad per me? Ed è sorpresa, è spaventata, forse. Ma dopo qualche secondo, appena si ricompone, mi accarezza i capelli e comincia a recitare la Surat al-Balad. Giuro per questo paese. E tu sei un abitante di questo paese, per chi genera e per chi è generato. In verità, noi abbiamo creato l'uomo perché lotti. Sin embargo, giovani, rumbo di uno. Sin embargo, giovani, rumbo di uno. Avarama burka, si holubu. Uno, si holubu. Uno. Daya, daya, bahte janga. Daya, daya, bahte
Buonasera, buonasera a tutti, sia a quelli che ci seguono in diretta da casa, sia a quelli che seguiranno l'incontro sul canale YouTube di Vicino e Lontano. Sono Remo Politeo, presidente dell'Associazione Libreria in Comune, e vi do il benvenuto a questo primo incontro. È un ciclo di 3 incontri ideato e curato da Federico Venturini, ricercatore dell'Università di Udine. Come l'anno scorso si tratta di appuntamenti di avvicinamento al Festival di Vicino e Lontano. Il primo di questi incontri in programma oggi è dedicato a un libro, I diari dal carcere, di Sepideh Goliat, pubblicato da Gaspari Editore, con la collaborazione di Libreria in Comune e Vicino e Lontano. Tutto questo, gli incontri, i diari, sono un progetto che fa capo anche a Udine per Ludem, che è il comitato che ci lega a tutti quanti e che appunto ha dato il via a una serie di incontri che culmineranno poi anche durante il Festival di Vicino e Lontano con un importante appuntamento. Abbiamo qui con noi a parlare dei diari dal carcere e non soltanto dei diari, ma anche di una situazione più generale e più complessa, ovviamente, 2 ospiti d'eccezione che sono Luciana Borsatti e Fabrizio Foschini. Ringrazio entrambi. Luciana Borsatti, giornalista e scrittrice, ha lavorato per l'agenzia ANSA presso il Cairo e Teheran e ha scritto un paio di libri dedicati all'Iran. L'Iran al tempo di Trump e l'Iran al tempo di Biden, entrambi pubblicati da Castelvecchi. Fabrizio Foschini invece è dottore di ricerca in storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'Asia, si interessa di lingua persiana e di Afghanistan e fa anche l'interprete di lingua Dari Farsi per i richiedenti asilo e rifugiati in Friuli Venezia Giulia. E inoltre ha tradotto e annotato proprio questo libro, I diari dal carcere di Sepideh Goliat. Ora, prima di cominciare l'incontro ci siamo conosciuti, abbiamo parlato e mi sono sentito molto fortunato di avere 2 persone così competenti, capaci di darci, di illuminare un po' una situazione che, come dicevo prima, è molto complicata, è molto oscura per certi versi. E soprattutto in questo momento sembra un po' messa da parte da altre urgenze, urgenze drammatiche che tutti quanti conosciamo. Comunque cominciamo e io vorrei dare subito la parola a Luciana Borsatti per chiedere innanzitutto dove siamo. Siamo in Iran, ma in una particolare zona dell'Iran, il Khuzestan, giusto? Khuzestan. Sì, l'Iran è una realtà molto composita dal punto di vista etnico, in primo luogo, geografico. Il Khuzestan è una regione al confine con l'Iraq, dove non si parla solo persiano, dove non c'è soltanto l'etnia persiana, ci sono anche altre etnie, fra cui quella araba. E diciamo che in particolare l'etnia araba nel Khuzestan è forse quella più discriminata, come spesso accade che le minoranze delle zone confinanti, delle zone di confine dell'Iran siano non tanto discriminate quanto ridotti ad uno stato di marginalità economica e sociale. Ecco. A questo dobbiamo aggiungere il fatto che il Khuzestan è uno dei più grandi serbatoi di petrolio dell'Iran
E infatti c'è, se me lo conferma Fabrizio Foschini, nell'originale titolo di questo libro che noi abbiamo tradotto, che voi avete tradotto come Diari dal carcere di Sepideh Golian, una frase che invece ha a che fare con il fatto che tutte le risorse di questa regione sono drenate. Quindi con questo vogliamo dire che, parlando di Khuzestan, Sepideh Golian, che è di Ahvaz, che è una delle città più inquinate del mondo, in fondo parla anche della sua gente, delle condizioni di disparità rispetto ad altre zone del paese, della sua gente e della sua regione, in particolare delle condizioni di disparità che subiscono e che subisce la minoranza araba e nel suo caso specifico le donne arabe che sono diventate sue compagne di carcere. E infatti io credo che la personalità di Sepideh Golian è veramente incredibile, considerata anche la sua giovane età, perché di questa vicenda terribile, no? Di questa cosa terribile che le è accaduto, cioè l'arresto per aver fatto citizen journalism a proposito di un caso di una fabbrica, dell'agitazione di una fabbrica che protestava da tempo, ha subito l'arresto, poi la detenzione in un luogo dei servizi segreti dove venivano fatti degli interrogatori piuttosto duri sia lei che ai suoi compagni, e poi è passata nel carcere di, non mi ricordo più, comunque nel carcere vabbè, in carcere di Ahvaz, dove ha avuto delle compagne di cella, delle compagne di carcere, nei cui confronti ha saputo dimostrare una grande empatia, un grande senso di solidarietà. E questa è stata, se vogliamo, la sua forza, cioè il non chiudersi nel proprio dolore, ma riuscire a comunicare con le altre, aiutare gli altri e trasformare il suo vissuto di dolore, di abusi, di solitudine, di trasformarlo in un atto creativo sia nella scrittura che nella pittura. Quindi la forza di questo libro è questa rappresentazione a 360 gradi di un'esperienza interiore attraverso la quale, esprimendo la quale lei si libera, lei si salva, no? Perché è sempre meglio raccontare che non raccontare una situazione di sofferenza. Quindi esprime a 360 gradi una sofferenza interiore, ma descrive anche la sofferenza degli altri, e quindi questo libro diventa un libro di denuncia sociale sulle condizioni carcerarie che lei subisce, che probabilmente si subisce in tante altre carceri del mondo, ma né in particolare lì. E poi la cosa incredibile di Sepideh, facciamo un passo avanti, no? Che lei a un certo punto ha un primo permesso di uscita dal carcere, scrive questi diari e li dà in mano a Iran Wire, che li pubblica prima in persiano, poi in inglese, e alla fine li pubblicherete anche voi in italiano. Poi rientra in carcere e quando ha di nuovo un'uscita, un permesso temporaneo, decide di raccontare altre cose ancora, questa volta non nel carcere di Ahvaz dove stava prima, ma piuttosto del carcere di Bushehr, dove era stata poi carcerata, no? Sul Golfo Persico, vicino nel sud del paese. E lì ha il coraggio di raccontare ancora gli abusi subiti da lei, dalle altre donne, abusi anche parecchio pesanti, anche di natura sessuale, eccetera. E quindi, come dire, nonostante sia giovane, nonostante ne abbia proprio viste di tutti i colori, nonostante possa essere stata stanca, ha continuato a lottare, a denunciare e ha continuato a far uscire dal carcere, ogni volta che ha potuto, anche nel momento di libertà temporanea, questi racconti, no? Dei diritti umani che venivano negati. E proprio per questo lei adesso subisce un altro processo, nuove accuse. Eppure, ecco, la sua situazione attuale è che tutto questo, quasi 3 anni di carcere, la sua sentenza definitiva finora 5 anni, poi vedremo. Tutto questo ovviamente però ha delle ripercussioni anche non soltanto sullo spirito, ma anche sul corpo. Adesso le ultime notizie su di lei è che lei sta parecchio male, ha preso il Covid, è molto sfibrata, le sue difese umanitarie sono ridotte al minimo. Tant'è vero che c'è una campagna sui social con un hashtag free Sepideh Golian, ma anche molte preoccupazioni sulla sua vita e la sua possibilità di sopravvivere se adesso ha il Covid. E quindi
perché a quanto pare, almeno le notizie sono solo di alcuni giorni fa, lei è stata finalmente portata in un reparto speciale per la quarantena del carcere, ma fino a qualche giorno fa non era stata curata. Quindi la preoccupazione di molti che seguono le sue vicende è che a lei possa accadere qualcosa di simile a quello che è accaduto ad uno scrittore molto importante, molto amato in Iran, Bakhtash Abtin, critico del regime di Teheran, che è morto in carcere nei mesi scorsi proprio dopo aver contratto il Covid, perché sono intervenuti troppo tardi per curarlo. Questo scrittore regista aveva solo 45 anni e purtroppo se n'è andato con grande dolore di tutti. Ecco, potrei dire tante altre cose, ma non so se c'è cosa in particolare che vuoi chiedere o passare la parola. No, ho dei problemi con l'audio, forse sentivo soltanto io male. No, c'è stato un momento in cui la voce di Luciana veniva come interrotta o velocizzata. No, vabbè, ma siamo riusciti a seguire comunque. Siamo riusciti a seguire tutto quanto comunque. Benissimo, no, per adesso sei stata molto chiara e esauriente. Volevo citare soltanto due righe dell'introduzione all'edizione italiana di Seppi Degholian, quando dice: ormai non fa più differenza che una persona sia in prigione oppure no, il solo fatto di vivere in Iran ci rende prigionieri. E appunto volevo chiedere a Fabrizio Foschini innanzitutto come siamo arrivati ad avere questi diari. Prima Luciana ha detto che sono stati pubblicati online da IranWire, come è stato lavorare sul testo di questi diari. Si è parlato di un valore anche letterario, di poesia, nel senso che non sono una semplice e pura testimonianza, ma in qualche modo cercano di trasfigurarla e di renderla un esempio intellegibile a tutti. Quindi com'è stato lavorare con questo testo? Quali difficoltà ha portato? Beh, devo dire che inizialmente, approcciandomi a questo tipo di traduzione, come sempre succede con una traduzione scritta, e dato il livello di complessità che può raggiungere la prosa in lingua persiana, nutrivo alcune preoccupazioni sulla mia capacità di rendere i significati, ma mi sono reso presto conto attraverso la lettura che da un lato venivo purtroppo facilitato dagli argomenti trattati, perché la mia esperienza linguistica di persiano o dei dialetti del persiano, appunto dari e farsi, si è sviluppata soprattutto in Afghanistan, nonostante vari viaggi, soggiorni di studio, di viaggi in Iran, e quindi mi sono sempre trovato immerso in un contesto come quello afghano, e devo ammettere che fin dalle prime pagine i contenuti della narrazione di Sepideh, le violenze, la detenzione, le forme di tortura impiegate dai suoi carcerieri, purtroppo mi sono state facilmente intellegibili. Quindi questo aspetto non mi ha presentato particolari difficoltà, nonostante se non quella di un'eccessiva partecipazione, un'eccessiva carica emotiva, chiaramente. Per quello che riguarda la lingua è una lingua diaristica, ma grazie alla grande carica empatica dell'autrice, già menzionata da Luciana, non viene appesantita questa narrazione da una introspezione eccessiva che potrebbe risultare difficilmente accessibile a un altro, ma si concentra, si dirige, si orienta più che altro verso una comprensione, una partecipazione delle storie degli altri prigionieri, prigioniere dei vari centri di detenzione, prigioni in cui si trova a essere detenuta Sepideh. E questo quindi comporta una narrazione, una sintassi più leggera,
che si basa molto sui dialoghi, anche quando si hanno dei momenti, diciamo, onirici o di flashback, molto spesso sono intercalati da frequenti cambi di punti di prospettiva, frequenti dialoghi indiretti o diretti. Quindi è stato un testo tutto sommato abbastanza facilmente accessibile. E volevo appunto finire sul tema dell'empatia. L'empatia, la partecipazione, non so quanto fossero un intento programmatico da parte dell'autrice, perché appunto si tratta di una scrittura molto fresca, spontanea, immediata, qualcosa che è un documento vivo, che è qualcosa che è stato contrabbandato fuori dal paese dopo essere stato scritto in maniera rocambolesca in vari pochi permessi di arresti domiciliari, sempre interrotti da nuove carcerazioni. Quindi uno dei maggiori risultati dell'opera, dicevo, è proprio questa carica empatica e questa capacità di partecipare delle storie altrui. E questo è stato messo in evidenza già dalla prefazione, non la prefazione scritta da Sepideh, scritta dall'autrice per l'edizione italiana che tu menzionavi poco fa, ma dalla prefazione originale persiana, scritta da un giornalista e militante curdo iraniano, Awad Puri, che appunto conclude la sua prefazione con questa avvertenza ai lettori che non si troveranno ad essere commossi dalla lettura delle pagine di Sepideh, quanto piuttosto ad essere moltiplicati nel vivere la moltitudine di esperienze, nello scoprire, nel partecipare delle esistenze sepolte degli altri e delle altre prigioniere che Sepideh porta alla luce nel suo... lui paragona il lavoro di Sepideh a quello di una talpa nell'oscurità che a sua volta cieca e spaventata e ignara di dove sta andando, ma porta alla luce queste esistenze sepolte. E quindi anche grazie a questi aspetti, adesso non mi dilungo più di tanto nel lavoro di traduzione, è più importante insomma il contenuto, ma anche grazie a questi aspetti la notazione, il lavoro di notazione del testo, quei pochi approfondimenti su aspetti storici o geografici o culturali dell'Iran o del Khuzestan in particolare che abbiamo ritenuto di aggiungere al testo, possono essere stati utili a non lasciare dei punti meno chiari o soprattutto a non eliminare dei punti che altrimenti sarebbero rimasti oscuri. È un testo che abbiamo tradotto in maniera molto integrale, la prima traduzione integrale di questo testo in effetti. Ma il valore di questo testo, non mi spingo adesso a considerare il valore letterario, ma sicuramente quello di documento, sarebbe stato comunque accessibile, fruibile anche a un pubblico non specialista, proprio per questa sua carica empatica e partecipativa. Sì, beh, hai ragione, sì, è più importante il contenuto del suo stile, evidentemente. Però ci sono delle differenze tra la prima e la seconda parte, no? La prima è quella è più diretta, più immediata, anche più cupa in qualche maniera. Nella seconda ci sono anche delle aperture, non dico di speranza, ma addirittura le prigioniere riescono in qualche modo a sorridere, cioè, certo. in certi episodi, oppure certo. si sorride. Nella sua... No, scusami, ti ho interrotto. No, dicevo, sì, si riesce a sorridere magari di piccole cose o soltanto per sdrammatizzarne delle altre. Certo, nella sua, diciamo, freschezza, nella sua mancanza di raffinatezza letteraria, il testo è costruito comunque in una maniera, chiaramente con una cesura a metà. E questo non significa tanto appunto una cesura di stile, i capitoli sono molto diversi per lunghezza, per contenuto, per forma, nella prima e nella seconda parte, ma l'atmosfera che si respira di questi capitoli, nonostante siano ugualmente costruiti attorno alla condivisione delle esperienze all'interno del sistema di detenzione, di un sistema di detenzione abusivo, di un sistema di detenzione illegale. La prima parte in particolare si svolge in un centro di detenzione segreto dei servizi segreti, la seconda parte in un carcere provinciale connotato da un regime di estrema durezza e diciamo di frequenza di abusi.
Però nella seconda parte, quello che nella prima parte era un appoggiarsi alle altre detenute, un cercare nella condivisione del dolore come dei pochi momenti di gioia, persino di divertimento, di ironia, cercare di trovare un conforto per tirare avanti senza una prospettiva chiara. Questo diventa nella seconda parte un trovare nelle vicende, nella compagnia delle compagne di detenzione, trovare la forza per una militanza, una carica propositiva anche all'interno del carcere che non è narrata più di tanto nel testo, ma si evince poi da quelle che sono state le scelte di Sepideh, la scelta di non accettare compromessi, la scelta di non cercare scorciatoie, una scelta che l'ha portata a essere condannata, a essere inquisita nuovamente per la pubblicazione, per la fuga di notizie, l'aver fatto trapelare queste notizie, questo spaccato di vita carceraria iraniana, e più recentemente, come accennava Luciana, l'ha portata ad essere di nuovo arrestata dopo che le erano stati concessi un periodo, agli arresti domiciliari, e riportata in prigione lo scorso ottobre, proprio per avere di nuovo criticato sui social media con dei tweet gli abusi, le violenze, gli abusi anche sessuali che aveva riscontrato nella prigione di Bushehr. Quindi la seconda parte del libro mostra una Sepideh che ha preso, coscienza della sua situazione, ma non solo riesce a tirare avanti, ma riesce anche a proporre qualcosa, quella che è evidentemente la forma particolare di militanza, di attivismo che lei ha deciso di portare avanti, quella che le è costata il carcere in prima istanza, il fare da giornalista cittadina, e che tuttora le sta creando problemi con le autorità iraniane. Sì, proprio quello, sì, perché ricordiamoci che lei è in carcere soltanto per aver fatto il suo lavoro, per aver documentato uno sciopero. Volevo chiedere a Luciana, prima si parlava, prima di cominciare la diretta, di quello che succede quando i riflettori non sono più puntati su una determinata regione, su una determinata situazione. Sembra quasi che possiamo ragionare soltanto per compartimenti stagni, e quindi per un mese si parla di Afghanistan, per un mese si parla di un'altra regione, e adesso è il momento dell'Ucraina e di quello che tutti quanti stiamo vedendo e leggendo, e quindi il riflettore non è più puntato su una zona come l'Iran. Cosa sta succedendo in questo momento all'ombra, o in qualche maniera senza l'occhio vigile dell'Occidente? E dico vigile in maniera anche un po', non dico ironica, ma dubbiosa. Non sentiamo. No, perché mi sentite adesso meglio con l'auricolare? Sì. Diciamo sì, ci sono altre emergenze, anche se in fondo fino all'altro ieri si continuava a parlare, forse non in prima pagina, ma della possibilità di un rientro dell'America nell'accordo sul nucleare. Diciamo che nel caso particolare dell'Iran, quello che è accaduto è che l'Iran è finito nelle mani degli ultraconservatori che ormai hanno tutte le leve del potere. E quindi la dialettica interna che bene o male prima c'era fra forze più moderate, più progressiste e forze invece più conservatrici, questa dialettica si è assolutamente persa. Adesso purtroppo le voci dissidenti hanno sempre meno spazio per farsi sentire. Un nuovo provvedimento diventerà presto legge, che è quella della chiusura dello spazio, di un'ulteriore chiusura dello spazio in internet. È molto più facile per questo sistema ormai dove ha prevalso l'approccio repressivo, è molto più facile spegnere e silenziare le voci scomode. Stavo pensando alla protesta solo di un paio di giorni fa, di un mostro sacro del cinema iraniano come Dariush Merjoui, che per chi conosce un po' di
cinema iraniano, ha fatto veramente, è stato l'autore di un grande classico come De Caro, la mucca, detto in italiano, no? Degli anni 60, e che protestava perché il suo ultimo film è stato censurato, cioè diciamo che questo regista ha 82 anni e ha diffuso sui social veramente un video di protesta, fatto da una persona così anziana, è, come dire, dà la misura di quanto il mondo, la cultura anche sia esasperata da una situazione di chiusura sempre maggiore, perché gli ultraconservatori chiaramente vedono come molto scomodi anche le espressioni più libere della cultura, anche se bisogna dire che gli iraniani sono dei grandi intellettuali, sono dei grandi artisti, sono dei grandi musicisti, e quindi hanno una tale forza, una tale capacità, una tale cultura, diciamo, che come dire, si contrappongono bene e sanno anche come infilarsi attraverso le maglie della censura per far passare almeno una parte dei loro messaggi, ma questa è, come dire, una digressione. Più che altro volevo dire che se questa situazione si è creata, questa, cioè di una omologazione sul piano politico, che a sua volta, quindi un'ulteriore stretta repressiva nei confronti delle restringimenti delle libertà individuali, se tutto questo è accaduto, a mio avviso, la mia opinione, ma ne sono convinta, è proprio perché l'Occidente a un certo punto ha tradito l'Iran e tutte le speranze che erano state riposte da molti iraniani, soprattutto delle giovani generazioni e delle classi medie, come dire, acculturate, nell'accordo sul nucleare che doveva aprire finalmente l'Iran all'Occidente, ebbene queste speranze sono andate deluse quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo sul nucleare, sono state imposte delle sanzioni durissime che ora sembra che siano superate soltanto da quelle imposte dalla Russia, e quindi vuol dire l'Occidente è responsabile di questa svolta, proprio di questo calare del buio, no? Sulla scena sociale, culturale iraniana, nonostante la sua grandissima vitalità e nonostante ancora si faccia sentire, ma tutto questo si traduce nel fatto che sono sempre più le voci iraniane della cultura, dell'intelligenza, dell'arte che si sentono, sono voci di cervelli ormai in fuga, sono sempre meno quelli che accettano di stare nel paese e sempre più quelli che fuggono dal paese per cercare un futuro altrove, in un Occidente dove vengono sempre accolti molto bene perché sono iperpreparati, iperqualificati, e quindi un impauperimento proprio di un Iran che aveva che ha tante giovani generazioni che potevano essere il suo futuro, e invece per come sono andate le cose negli ultimi anni, purtroppo questo futuro, queste potenzialità enormi di questo paese, che sono risorse umane, non soltanto risorse energetiche o risorse naturali, ecco, tutto questo si sta disperdendo. Quindi diciamo che a me piacerebbe far vedere, no, in tutta questa storia la sofferenza non soltanto di una popolazione per le condizioni imposte dalle sanzioni contro l'Iran, che sono sanzioni subite dalla popolazione e non da chi ha il potere, purtroppo, no? E in fondo anche questo impoverirsi di un paese che potrebbe esprimere così tanto e fare così tanto sulla scena internazionale e anche in termini di interazione economica, di interazione politica, perché potrebbe svolgere un ruolo anche politico, un Iran che fosse riammesso come dire, a pieno titolo nella comunità internazionale, perché anche l'Iran può svolgere un ruolo nel calmare le tensioni che ci sono in quell'area. Un altro Iran, non questo qua, che è stato messo all'angolo. Ecco, quindi io vorrei parlare non soltanto per riferire, no? Le ingiustizie subite da Sepideh Gholian, come anche da Nasrin Sotoudeh, da tante donne coraggiose che hanno difeso diritti umani, hanno difeso diritti, anche avvocate, attiviste. Vorrei parlare non solo per loro, ma vorrei parlare per tutto un paese che è proprio stato messo all'angolo
e che quindi, come dire, è quasi costretto a non crescere, è quasi costretto a chiudersi su di sé, quando invece è uno dei paesi del Medio Oriente, se non il paese del Medio Oriente, che sarebbe più aperto al mondo, che sarebbe più aperto all'America, che sarebbe più aperto alla cultura occidentale. E invece dobbiamo raccontarci queste storie qui, a distanza di anni ancora ci stiamo raccontando la storia di Sepide Goliane, la storia di Nasrin Sotoudeh e via dicendo. È un vero peccato, e credo che l'Occidente non sia innocente rispetto a questa situazione. Non se ne possa lavare le mani, come non si può lavare le mani di quanto sta accadendo in Afghanistan, perché l'Occidente è molto responsabile di quanto accaduto, è responsabile dell'illusione, delle speranze che ha creato in tanti giovani afghani, in una nuova generazione di afghani che adesso si ritrova consegnata nuovamente dall'Occidente nelle mani dei talebani, e ci troviamo con migliaia di afghani che cercano di fuggire non dalla carestia che le sanzioni dell'Occidente impongono ai talebani e conseguentemente impongono a 30-40 milioni di afghani, ma fuggono proprio dai talebani, perché avendo agito come intellettuali, come professionisti, come cineasti, come filmmaker, come giornalisti, adesso è la caccia all'uomo per loro, e temo che purtroppo, come si diceva prima, la crisi ucraina e l'accoglienza che tutta l'Europa sta facendo verso i profughi di guerra dall'Ucraina non deve far dimenticare che ci sono migliaia di persone che temono i talebani e aspettano di trovare la stessa ospitalità, e che l'articolo 10 della nostra Costituzione stabilisce nel suo terzo comma che l'Italia deve dare asilo politico e protezione internazionale a tutti coloro che vivono in paesi dove non possono godere degli stessi diritti che la nostra Costituzione dà agli italiani. Ho parlato troppo. No, hai parlato bene, hai detto il giusto, e ti ringrazio per questo. C'è una domanda, a un certo punto deve essere mancata la connessione. Se puoi ripetere il nome del regista iraniano che hai citato prima. Sì, Dariush, sono io che non lo pronuncio bene. Dariush Merigi, dico tu come si pronuncia? Non ti sento. C'è sempre il problema sul nome, si vede che... vabbè, posso scrivervelo? Lo scriverai. Lo scriverò. Prima Luciana ha parlato di risorse umane, appunto che abbandonano l'Iran, come non soltanto l'Iran. Io volevo chiedere a Fabrizio, proprio anche in qualità di interprete per la lingua Dari e Farsi, dei richiedenti asilo e rifugiati, che persone arrivano? Adesso abbiamo visto che esistono anche profughi di serie A e profughi di serie B, e quindi mi sentite? Sì. Sì. E quindi volevo sapere con che persone, con che persone si trova a confrontarsi, e poi immagino che sia complementare. Se già la situazione che abbiamo illustrato, abbiamo sentito dalle parole di Luciana, è così difficile, la condizione femminile in Iran quanto di più ancora lo è? Luciana aveva introdotto il tema dell'Afghanistan come ultima, diciamo, come ultimo tema trattato. Il tuo ultimo riferimento quindi fa riferimento all'Afghanistan o all'Iran? No, all'Iran. Okay. Sì. Ma io pensando all'esodo, diciamo, di profughi in rotta verso l'Unione Europea come movimento di massa, invece pensavo soprattutto agli afghani. Pensavo soprattutto agli afghani e all'impatto che la crisi ucraina sta avendo, diciamo, sulla facilità di Europa in primis, chiaramente perché siamo i più direttamente coinvolti, ma il resto del mondo, America ugualmente, come sta appunto facilitando il dimenticare la questione afghana, sia in Afghanistan dove chiaramente la
la persecuzione politica, la persecuzione delle persone che sono rimaste là non è mai cessata, nonostante i talebani non abbiano attuato, diciamo, rappresaglie di massa. Ci sono stati episodi di violenza quasi continui nei confronti di persone a rischio, potenziali oppositori, persone che in passato avevano fatto parte dei servizi di sicurezza del governo filo-occidentale. Appena è cominciata la crisi in Ucraina, in effetti, i talebani hanno avviato una campagna di perquisizioni nelle principali città con la motivazione di confiscare armi a potenziali oppositori, hanno portato all'arresto di numerosi esponenti politici, intellettuali, persone chiaramente non allineate con il nuovo governo. La stessa situazione posso immaginare possa succedere in Iran, nel senso che in un momento in cui l'attenzione del mondo che nei confronti dell'Iran è sempre stata intermittente, è sempre stata molto incentrata su alcune tematiche e assente su altre. Nel momento in cui questa viene rivolta massicciamente a un altro quadrante, questo può facilmente portare a un peggioramento della repressione nei confronti degli esponenti politici, degli intellettuali, o semplicemente in un inasprimento delle situazioni già esistenti, come quella di Sepideh. Per quanto riguarda appunto le persone che cercano di venire in Europa in questo momento, parlo in maniera forse indistinta adesso di afghani e iraniani, perché da un punto di vista geografico perlomeno in questo sono accomunati, non ne arrivano tanti, perché si trovano davanti un nuovo ostacolo che ad esempio fino a pochi anni fa, fino diciamo a un paio di anni fa non era tale. La Turchia sta diventando una fortezza a prova di migranti per conto terzi, per conto dell'Unione Europea, in maniera anche finanziata, e lo sta facendo anche per conto proprio, perché dalla crisi economica in poi, e grazie anche a un certo tipo di strumentalizzazione politica che della presenza massiccia, la Turchia ospita il più alto numero di rifugiati al mondo in questo momento, la presenza di tutti questi rifugiati siriani, afghani, iraniani è stata strumentalizzata politicamente dall'opposizione. Quest'anno ci saranno le elezioni in Turchia, quindi il governo turco la considera un tema molto sensibile in questo momento e ha inasprito terribilmente la repressione poliziesca sui migranti e sui rifugiati che cercano o di stanziarsi in Turchia o di venire in Europa. Quindi appunto afghani e iraniani in questo momento sono accomunati dalla difficoltà di entrare non solo in Europa ma in Turchia, e quindi di arrivare alle porte dei paesi europei dove sarebbe loro possibile chiedere asilo. Ricordo che in Turchia il diritto di asilo politico è sottoposto a dei vincoli particolari, per cui non è possibile chiedere asilo politico in Turchia se non a certe categorie, persone che vengono dai paesi europei. I siriani è stata un'eccezione sotto egida ONU, ma tutti gli altri possono registrarsi, ma sono richiedenti asilo per conto terzi, fino a che un paese esterno alla Turchia non ne accetta il ricollocamento. Agli afghani in questo momento è sospeso il diritto di registrarsi, quindi gli afghani, se anche riescono ad entrare in Turchia, sono irregolari e vengono deportati in maniera molto brutale in Iran ogni volta che vengono fermati lungo il confine. E quindi la crisi migratoria che dal 2015, nonostante il precedente accordo tra Europa e Turchia non si è mai veramente fermata, si è semplicemente spostata, si è esteriorizzata ancora di più, si è allontanata ancora di più dalle frontiere dell'Europa. Ricordo, se qualcuno si fosse dimenticato, ma non penso, visto che insomma in Friuli Venezia Giulia siamo abbastanza vicini al problema, la persistenza della rotta balcanica e delle condizioni durissime che i richiedenti asilo si trovano ad affrontare, bloccati da anni, spesso per anni o per comunque molti mesi in Bosnia e in altri paesi lungo la rotta. Venendo alla condizione femminile, anche qui per il mio lavoro di analista ho più riferimenti sull'Afghanistan. Se c'è ancora tempo forse possiamo chiedere a Luciana di fare il punto velocissimo sull'Iran. In Afghanistan, come accennava Luciana, il colpo è durissimo, è accusato in maniera pesantissima dalle nuove generazioni, ma non necessariamente i più giovani, ma da tutta una categoria enormi, numerose categorie sociali che si erano illuse di avere garantiti
a prescindere dalle vicissitudini politiche, alcuni standard di diritti, di libertà, di emancipazione. Tutto questo è stato cancellato fin troppo facilmente con un colpo di spugna e a quanto pare non fa nemmeno più notizia. Ecco, sì, allora hai ragione, sì, forse possiamo chiederlo proprio a Luciana, anche perché le faccio una domanda diretta. A me ha stupito molto, fin dalle prime pagine di questi diari, la promiscuità che c'è nel centro di detenzione. Immaginavo una separazione netta tra uomini e donne che invece non c'è. Magari è una piccola cosa, però sì, appunto, possiamo magari ampliarla per spiegare un po' qual è la situazione terribile e restrittiva al massimo della condizione femminile. Ma allora, le donne, mi sentite? Sì. Le donne iraniane vivono veramente una dicotomia, no? Una contraddizione, una situazione schizofrenica, perché sono il 60% della popolazione universitaria, normalmente si laureano in ingegneria nucleare o ingegneria, costruiscono ponti, raramente si laureano in, diciamo, in letteratura. Sono di solito molto più preparate degli uomini che magari scelgono di andare a lavorare prima. E sono molto forti, un po' come le donne afghane. Abbiamo visto che molte donne afghane sono scese in strada nonostante i talebani, e così si sono combattute centimetro per centimetro tutto quello che hanno guadagnato le donne iraniane. Non hanno, anche questa battaglia sul velo, si accennava prima, no? Alla vicenda di Masih Alinejad, della sua battaglia per incoraggiare le donne a liberarsi del velo. Ecco, sono coraggiose, ma al tempo stesso subiscono. E da una parte il soffitto di cristallo che anche le donne italiane hanno, no? Cioè sono iper preparata, però non si sa come, nei posti più in alto della gerarchia, nella mia fabbrica, nella mia università ci vanno sempre gli uomini. E nonostante la preparazione sia migliore magari. E in secondo luogo purtroppo subiscono una normativa, un codice penale, un codice civile che veramente li penalizza, non soltanto nel fatto che per esempio hanno diritto alla metà dell'eredità del loro fratello, no? O la loro testimonianza in un processo penale vale la metà della testimonianza di un uomo, e anche il loro prezzo, cioè il cosiddetto prezzo del sangue, no? Perché vabbè, qui dovremmo entrare nel merito del codice, di un codice penale strettamente legato alla Sharia, chiamiamolo risarcimento per la morte, ecco, per non entrare troppo nel dettaglio. Ecco, c'è un corpus in campo civile come in campo penale che le penalizza tantissimo, e questa è l'assurda schizofrenia che loro dicotomia che loro subiscono, no? Per esempio le difficoltà che hanno a divorziare, perché mentre il marito può dire vabbè, sai che c'è, mi hai rotto le scatole, divorzio, invece le donne no, possono divorziare dall'uomo soltanto se questo è tossicodipendente, è impotente, oppure deve stare subire una lunga detenzione in carcere. Quindi una battaglia anche quella per la separazione. Se voi avete visto una separazione di Faraday, vi rendete conto di come la realtà iraniana sia complessa, e di come socialmente, normativamente, e di come appunto abbia parecchio da raccontare questo paese anche a noi, anche perché il problema, come nei film dei Faraday, alla fine il problema si riduce sempre al problema della eticità dei comportamenti. E detto questo, volevo aggiungere una cosa sugli afghani e l'Iran. Allora, anche dall'Iran gli afghani dell'ultima ondata sono spesso respinti ai confini, ma non è che, voglio dire, l'Iran sia particolarmente cattivo come sempre. Cioè noi non dobbiamo dimenticare che l'Iran di afghani negli ultimi 40 anni di guerra se ne sono incamerati 3 milioni di afghani. Cioè ci sono 3 milioni di afghani in Iran e 3 milioni di afghani in Pakistan. Se quindi adesso, come dire, l'Iran ha deciso che no, a questo punto occupatevene un po' voi, benché con dei respingimenti brutali, che però credo che
possano reggere il paragone con certi respingimenti che fa anche la frontiera Europa, sia in mare che in terra che sulla via balcanica. Ecco. E ancora sugli afghani, guarda caso, no? Noi abbiamo salvato 5.000 afghani, siamo stati bravissimi a salvarli. Poi ce ne sono, come dicevo, migliaia che vorrebbero venire perché devono scappare, non perché vogliono venire in Occidente, perché gli piace di più. E questi qui noi li prendiamo con i corridoi umanitari in Iran e in Afghanistan, in Iran e in Pakistan, cioè questi qui devono entrare, uscire dall'Afghanistan, arrivare in Iran o arrivare in Pakistan, avere un visto per stare là e aspettare un visto per venire chiamati in Italia. E questo visto che prima si poteva ottenere per loro tramite un invito a uno sponsor è sempre più difficile averlo, perché a quanto pare ormai possono arrivare solo con i corridoi umanitari dall'Afghanistan, che non sono dall'Afghanistan, ma sono di afghani che stanno in Iran e che stanno in Pakistan. Ebbene, questi corridoi umanitari, mi sento di informare tutti voi, non sono partiti e per un po' non partiranno nemmeno. Quindi queste persone a rischio, che veramente rischiano la vita o che si arrabattano, finiscono tutti i loro risparmi tra il Pakistan e l'Iran temendo che gli scada il visto per stare là, chissà quando arrivano in Italia o in Europa, come faceva notare anche Fabrizio, chissà quando. Vi faccio notare che i corridoi umanitari tanto strombazzati dal nostro paese, no, in cui si fa carico il privato, la società civile fa i corridoi umanitari, cioè Sant'Egidio, la Tavola Valdese, la Caritas, questi fanno i corridoi umanitari, cioè garantiscono che questi afghani che arrivano, che rischiano la vita, siano mantenuti, siano integrati, gli si insegni la lingua, gli si dia una casa. Ecco, non partono questi corridoi umanitari perché il Ministero dell'Interno, che aveva promesso nel protocollo firmato con queste organizzazioni di pagare almeno il biglietto aereo di questi signori, di questi afghani e delle loro famiglie, ha detto qualche giorno fa che non c'ha i soldi per il biglietto aereo. E quindi quando partono questi afghani che rischiano la vita e ai quali abbiamo detto ok, rischi la vita, ma abbi pazienza, perché 1.200 di voi in 2 anni vi portiamo, in 2 anni, però dovete avere pazienza. Quando ci sono migliaia nella lista d'attesa delle organizzazioni che dovrebbero portarvi in Italia. Detto questo, mi taccio. Prego, come dicevi, solo una considerazione, appunto la dimenticanza è nei confronti di chi vorrebbe partire, nei confronti di tutti quelli che non riusciranno, non potranno, forse non vogliono nemmeno partire. Nessuno parla più, ma questo già da prima dell'inizio della crisi ucraina, ma sicuramente non lo faranno adesso che abbiamo quest'altra emergenza. Nessuno parla più della necessità di arrivare a una soluzione riguardo al blocco dei finanziamenti nei confronti dell'Afghanistan, allo scongelamento delle riserve afghane trattenute in America o alla possibilità di rendere di nuovo fattibili, non assurde, complicatissime, le transazioni economiche verso quel paese che stanno bloccando, come dicevi tu, progetti gestiti da ONG, privati, organizzazioni caritatevoli, per non parlare delle cooperazioni statali, ma stanno bloccando la gran parte dei progetti che consentivano al paese di funzionare nelle cose basiche, nella salute, nel settore salute, educazione, in varie province, in zone dove appunto altrimenti la situazione, le condizioni di vita materiali della popolazione precipitano. Quindi nessuno ne parla più e non si vede come si potrà tornare a parlare, ad affrontare questo tema che purtroppo non dipende dalla volontà dei singoli, ma presuppone un consenso internazionale, non si vede quando potrà essere risolto. Diciamo che su questa cosa qui continua a decidere l'America, perché l'America degli 8 miliardi di dollari che c'ha afghani, che c'ha congelati nelle proprie banche, ha deciso che metà li darà in canali umanitari e metà li darà ai parenti delle vittime dell'11 settembre. Non capisco bene cosa c'entrano gli afghani di oggi con l'attentato dell'11 settembre di tanti decenni fa, dove il comando autore di questo attentato era principalmente saudita. E comunque non si tratta solo di aiuti umanitari, il problema degli afghani non può essere risolto con gli aiuti umanitari, bisogna far ripartire l'economia, perché questi qui devono avere un lavoro là,
se no continueranno a venire qua sulla rotta balcanica, anche quando non rischiano la vita continueremo a vederceli alla nostra frontiera e saranno respinti. Quindi chi gestisce l'economia? Se la loro, come dire, classe intellettuale, se la loro classe dirigente è costretta a scappare. I talebani non sono certo persone che sono in grado di fare un piano economico e quindi quei soldi, come riparte l'economia? 20 anni di governo diviso equamente fra diciamo uomini forti locali e tecnocrati non hanno fatto ripartire l'economia afghana, che è sempre stata, e questa è stata la ragione del ritorno al potere dei talebani, in sostanza è sempre stata estremamente dipendente dagli aiuti esterni, così come l'unica economia che si è affermata in Afghanistan, ma questo presupporrebbe un'altra serata per discutere l'argomento, è legata alla dipendenza dai narcotici, è l'economia dell'oppio e dei suoi derivati. Questa è l'unica voce attiva dell'economia afghana e questa è l'unica cosa che continuerà a funzionare a cui sempre maggiori numeri di afghani fanno riferimento come unica possibilità economica. Ma appunto questo richiede molto, molto tempo per discutere, penso che invece siamo in chiusura, se non mi sbaglio. Sì, siamo in chiusura e quindi io, innanzitutto volevo ringraziarvi per averci chiarito alcuni punti e averci ampliato lo sguardo, aperto a nuove informazioni, a nuove visioni. E volevo chiedervi cosa vi portate dalla lettura di questo libro, di Sepideh e Golian. E rubo innanzitutto le parole di Emanuele Russo, che è il presidente di Amnesty International Italia, grazie al patrocinio del quale abbiamo pubblicato questo libro, che parla proprio della necessità di illuminare tutti questi casi. Questo è un esempio, ma ce ne sono infiniti. Quindi che cosa vi portate voi dalla lettura di questo libro? Vado io? Sì, vai. Ma io di nuovo faccio riferimento alla prefazione italiana scritta da Sepideh quando ha saputo della nostra iniziativa e appunto questo spolverare, come diceva lei, questo rispolverare a distanza di un anno, perché allora era passato circa un anno dalla prima pubblicazione dei suoi diari in lingua persiana, appunto i diari dal carcere, per quello che mi riguarda, serve ad assicurarsi che questa attenzione intermittente nei confronti di alcuni aspetti della situazione in Iran, ovvero in particolare quella delle prigioni, ma non solo delle prigioni, di quei pochi prigionieri di alto profilo, dei pochi prigionieri con un'attenzione internazionale dedicata che in qualche modo garantiscono che i peggiori abusi non vengano portati alle estreme conseguenze nel loro caso, ma la situazione più generale della massa dei detenuti e delle detenute nelle prigioni provinciali, nei posti dimenticati da tutti, in condizioni più marginali e ancora più esposte, così come quella della regione di cui parla Sepideh, da cui viene e di cui parla Sepideh, anche se lo fa magari in maniera indiretta, non espone un trattato, cioè non è un trattato dove espone i problemi del Khuzestan, ma già il titolo nell'indicazione che dà solamente come riferimento, come immagine, quella il titolo originale, come diceva Luciana, faceva un riferimento all'esaurimento, lo sfruttamento delle risorse ambientali e umane di un paese, di una regione, da parte di un sistema abusivo, di un sistema insostenibile, che può essere quello estrattivo degli idrocarburi, ma può essere il regime dittatoriale, con una metafora, quella della tilapia. Il titolo originale era La tilapia succhia il sangue di Huralazim, che è il nome di un'area umida, di un grande ecosistema di laghi e di lagune nel Khuzestan, al confine con l'Iraq. E appunto minacciato, oltre che dall'estrazione petrolifera, dall'inquinamento che ne consegue, anche dall'introduzione di specie aliene come la tilapia, questo pesce di grande diffusione utilizzato negli allevamenti ittici che, introdotto in un ecosistema, elimina altre specie e impoverisce, altra parola usata molto a proposito da Luciana nei confronti dell'Iran, nei confronti della società iraniana, impoverisce l'ecosistema.
e naturalmente era difficile tradurre il significato per esteso, ma abbiamo cercato di spiegare a cosa faceva riferimento in maniera così criptica Sepideh, proprio il fatto che una regione o una regione marginale come la sua, vittima delle sue risorse petrolifere e della sua instabilità, diciamo della sua specificità politica, una minoranza araba considerata potenzialmente ostile al regime, diviene vittima di un colonialismo interno, in un certo senso, da parte dello Stato iraniano, e soprattutto rimane in una condizione di marginalità politica, istituzionale, culturale, e non riesce neppure, se non in rari casi come grazie a questo diario di Sepideh, non riesce neppure a farsi sentire, non riesce neppure a avere canali per trasmettere le voci delle persone che la abitano, in particolare delle persone che ne soffrono maggiormente la repressione, come prigionieri politici, detenuti, donne. Io mi porto questo, nel senso, il senso di rispolverare anche tutti gli anni, se vogliamo, a scadenze periodiche, la tilapia su che il sangue di Hura Lazimo, i diari dal carcere, come li abbiamo chiamati noi per semplicità, ha questa importanza, quella di riportare agli occhi del mondo quello che succede nei posti che escono dai riflettori. Grazie. Posso rispondere anch'io? Allora, la mia risposta è che se vogliamo veramente fare un servizio a Sepideh e a tutte quelle come lei, a Nasrin Sotoudeh e a tutte le altre, noi dobbiamo guardare al contesto più ampio. Cioè, se noi condanniamo l'Iran per violare i diritti umani e lo sanzioniamo per violare i diritti umani, facciamo una cosa sacrosanta. Però dobbiamo fare la stessa cosa anche per tutti gli altri paesi che violano gli stessi diritti umani, che mettono i loro cittadini nelle stesse condizioni di detenzione. E penso alla Turchia, e penso all'Arabia Saudita, e penso anche a tanti altri alleati dell'Occidente, che normalmente, come dire, vengono lasciati in ombra, no? Messi sotto il tappeto, perché altrimenti chi noi sanzioniamo per i diritti umani, e sanzioniamo sempre gli stessi, nel caso specifico l'Iran, e ha legittimamente, come dire, spazio per dire che anche la sanzione col diritto umano è una delle tante armi politiche, no? Contro di loro. È un'arma politica? No, non deve essere un'arma politica. Noi dobbiamo difendere i diritti umani ovunque, e proprio se noi non abbiamo doppi standard, aiutiamo veramente le vittime delle violazioni dei diritti umani in Iran, perché dobbiamo difendere i diritti umani dovunque, anche nei paesi che sono alleati, anche nei nostri alleati, altrimenti non funzioniamo, siamo sempre l'Occidente a doppio standard che difende chi vuole lui e attacca chi vuole lui. Questa è un po' la mia opinione. Grazie a Luciana, Luciana Borsatti, grazie a Fabrizio Foschini. Io adesso, prima di lasciare lo spazio a un'ultima cosa, che è un videoclip di una canzone di Bruna Perraro, che fa parte del comitato Udine per Nudem, si intitola Una punta di rosso ed è ispirata per l'appunto ai diari. Volevo innanzitutto ringraziarvi per averci seguito e darvi appuntamento al prossimo incontro, che sarà il 16 marzo. Quindi questa serie di 3 incontri, che tra l'altro forse non l'ho detto, ma si intitola La vostra libertà e la mia, che è anche il titolo del libro di Federico Venturini, pubblicato alcuni anni fa da Edizioni Punto Rosso. Il prossimo appuntamento è il 16 marzo e avremo Federico Venturini in persona con il ricercatore Davide Grasso. Il titolo dell'appuntamento è Siria del Nord-Est, a che punto è la rivoluzione? Grazie ancora a tutti voi, grazie nuovamente a Luciana Borsatti e a Fabrizio Foschini, e buona serata. Grazie a voi, buona serata. L'ultima volta che stavo allo specchio guardavo il mio viso, un ovale imperfetto, lo sguardo carbone, candore di pelle,
sulle labbra arricciate boccioli di stelle. Era un gesto consueto con mano leggera, stendevo una riga ora rossa ora nera sulle labbra dischiuse abituate al sorriso, mentre un raggio di sole mi illumina il viso. Poi mi hanno rinchiusa, io che amo la vita, una lurida cella, proprio lì son finita. E ogni momento mi sento aggredire, tu non sei nessuno, sei qui per sfiorire. Mi metto il rossetto, è la mia ribellione, mi metto il rossetto qui dentro in prigione, mi metto il rossetto, è la mia ribellione, mi metto il rossetto qui dentro in prigione, una punta di rosso stesa con decisione, è il messaggio mio eterno, è la mia ribellione, una punta di rosso dal buio profondo, vivo e son donna, io lo grido al mondo, io lo grido al mondo, io lo grido al mondo. Mi metto il rossetto, è la mia ribellione, mi metto il rossetto qui dentro in prigione, mi metto il rossetto, è la mia ribellione, mi metto il rossetto qui dentro in prigione. Pararapapappa, pararapappa, pararapapappa, pararapapappa, mi metto il rossetto, è la mia ribellione, mi metto il rossetto qui dentro in prigione, mi metto il rossetto, è la mia ribellione, mi metto il rossetto qui dentro in prigione. Pararapapappa, pararapappa, pararapappa, pararapapappa, pararapappa, pararapappa, pararapapappa, 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 pararapapappa,